ai 14 punti di differenza in classifica tra la formazione valdagnese e quella mestrina. Ci aspetta un match tutt'altro che scontato, perché i padroni di casa sono in un buon periodo di forma. Udino Baggio per Roploz, dal pala Lido, Valdagno, Mestre Fenice, ci siamo! Puntato René Sbicego sulla sinistra da Schiavinato che accelera. Schiavinato un altro passo, non lo tengono, la palla dentro, non arriva con la coordinazione giusta. Palla il capitano in maglia oro con le spalle nere. Franzoi sbaglia su Schiavinato, arriva Valentin Pire che come un treno da dietro legge, capisce questa situazione, intercetta la palla e poi dal limite dell'area con il destro fulmina così Stefanuto. 1-0 Valdagno. Fischia il direttore di gara, parte il numero 10, Nezare Arraz con il destro, la tocca con il... Disposti tutti sulla linea dell'area di rigore, giocatori del Valdagno, da fuori ci prova Schiavinato, non trattiene Menon, quindi Bellu, ma salva Zaranto. Invece per la squadra in maglia verde di casa, con Valentin Pire, cercato proprio il 19 che si coordina benissimo. Gennarelli, 10:35 al termine. Un cenno con la testa per Zarantonello, Zarantonello capisce al volo e parte, Zarantonello di fronte a Stefanuto. Alla fine mette ancora Valdagno in possesso, Arraz, non ci arriva Raschini, Arraz poi si accenta, Arraz, vicino al palo. Franzoi parte il numero 8, lascia la responsabilità a Schiavinato che va sul fondo, messa subito in mezzo, Sbicego e poi le mani. Palla alta, agganciata da Franzoi che poi parte velocemente, bravissimo il capitano. Franzoi verso la porta, non trattiene Menon. Alla fine in due tempi sì. Franzoi, il duello con Pire, ancora Franzoi, vince però Pire questo duello, Pire davanti a Stefanuto, alza troppo. Pire, dove a sinistra c'è anche Gennarelli, sbaglia con il tocco d'esterno troppo lento, quindi Guariento può ripartire, Mestre Fenice, Schiavinato gli resta sotto il pallone, Schiavinato perde il tempo e Menon. Mattia Menon con questo rilancio lungo a cercare Nezare Arraz con il petto, prova a prolungare, Guariento ancora addosso al numero 10 che va a questa conclusione verso... no. Per Bellu, poi parte il numero 4. Bellu però perde il duello perché è più cattivo Valentin Pire, gliela porta via Sbicego da fuori! 2-0 del Valdagno! 18:48 a fine partita, è appena iniziato il secondo tempo, ma fa subito 2-0 con René Sbicego. Fami dietro da Zarantonello che sulla palla lunga trova la testa di Bellu, la palla resta lì, quindi Schiavinato dalla destra può diventare pericoloso, non trattiene con il bugger. Arriva il fischio, Zarantonello parte, poi sterza, Zarantonello il tocco da Pire, ancora dal numero 6, vuole cercare in area di rigore Soldà, che è velocissimo, si gira subito, trova il palo, si va dall'altra parte con Zarantonello, il capitano per Soldà sulla sinistra, Soldà, Stefanuto, corner, Mestre Fenice con Guariento che si stacca, il più pericoloso, il suo mancino, Guariento, palo esterno di Guariento, tre Maglioro si avventano verso la porta, difesa da Mattia Menon, Raschini, su di lui Arrazza, è libero Guariento dal limite, la deviazione provvidenziale decisiva da salvare attraverso una mix card di Roploz, è quella di Mattia Menon, che parata da card. Trovate sempre le informazioni per le mix card di Roploz dal link in descrizione. Guariento a sinistra, poi torna a destra, Guariento alla fine si affida ai piedi di Kevin Schiavinato che va a puntare il numero 10, la palla bellissima! Che palla magica di Schiavinato e che gol del numero 5 al Vise Bergamo, il tocco d'esterno ad alzare questa palla. Attenzione massima della formazione valdagnese, deve spingere invece il Mestre Fenice sulla destra adesso con Bergamo, Bergamo incrocia Menon, Marco Soldà nel triangolo di giocatori del Mestre Fenice, Soldà che visione con il tacco, serve Arraz, Arraz non c'era arrivato. Guariento e Bellu i più vicini, dall'altra parte il più lontano è Schiavinato che poi controlla Schiavinato, pericoloso vicino al palo. Fami, Pire si gira, spazio per guardare e servire sulla sinistra, Gennarelli che va in mezzo, Stefanuto non trattiene, ancora il Valdagno in avanti con Pire, salta il portiere, Pire! 3-1 Valdagno, l'azione con il cross in mezzo, insiste il 19, poi è il più lesto, il più rapido di tutti, power play, Mestre Fenice, Bellu, Schiavinato di prima, non la prende Menon, la palla attraversa tutta l'area e Guariento non trova la lunga rincorsa di Bellu. Bellu poi la finta per il destro di Schiavinato, la deviazione, il gol del Mestre Fenice, 2:36 al termine, si riaccende il match con il destro di Kevin Schiavinato. Guariento, Franzoi, aspetta un movimento il capitano, Franzoi poi sceglie la soluzione personale, Valentin Pire in avanti, la vorrebbe arretrata Arraz, c'è Bellu che va a fare fallo, ma il fischio che arriva da parte del direttore di gara non è quello del fallo, è quello finale, a dimostrazione tutta l'esultanza, tutta la voglia di vincere da parte di Mattia Menon con la sua scivolata sulle ginocchia, vince per 3-2 il Valdagno, la seconda vittoria stagionale in casa.